2:40 via Rigato a Vigonza. Nel cuore della notte si sviluppano le fiamme che, partite da un'auto, in pochissimi istanti intaccano un altro veicolo e si estendono alla casa. C'è l'ombra del dolo su un incendio che ha semidistrutto e reso inagibile questa villetta di proprietà dei vicini di casa del tecnico del comune, a cui a inizio maggio erano state bruciate le auto dopo una serie di minacce. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che prima sono riusciti a circoscrivere l'incendio evitando danni peggiori, poi hanno iniziato a esaminare le possibili cause. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che per lunghe ore sono rimasti nell'abitazione, sentendo la famiglia e cercando di ricostruire quanto accaduto. Una vicenda legata a una denuncia per abuso edilizio relativa a un'area di parcheggio nei pressi di via Rigato, che ha portato a processo un'azienda condannata a un maxi risarcimento. Solo per un miracolo qualcuno stanotte non è rimasto ferito. Vicina alla famiglia, l'amministrazione comunale: siamo sgomenti e senza parole, ha dichiarato il sindaco Gianmaria Boscaro. È da mesi che il comune e i cittadini della zona hanno segnalato minacce e atti persecutori che vengono subiti, e non è possibile che ad oggi nessuno intervenga, se non l'Arma dei Carabinieri. Questa notte si è rischiata la tragedia perché 5 persone, di cui 3 bambini, sono salvi per miracolo. Vigonza non è terra di illegalità e non accettiamo che qualche criminale tenga sotto scacco un territorio di brava gente ed onesti lavoratori.